13 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere, 5 ai domiciliari e un sequestro preventivo di oltre 1,5 milioni di euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Vicenza tra le province di Vicenza, Venezia, Padova, Verona e Brescia, sgominata dalle Fiamme Gialle, un'organizzazione dedita al riciclaggio internazionale di denaro. 18 le perquisizioni in abitazioni e aziende nelle disponibilità degli indagati. L'ipotesi è quella di un riciclaggio di denaro contante per circa 110 milioni di euro che sostanzialmente proviene da delle condotte di frode fiscale, di evasione fiscale di alcune società sostanzialmente operanti un po' in tutto il nord Italia, da Brescia, Mantova, Alessandria, Vicenza, Padova, Verona, che sfruttando una sorta di sportello bancario abusivo gestito da un soggetto di nazionalità cinese riusciva a trasferire all'estero denaro attraverso flussi finanziari giustificati da transazioni commerciali fittizie, cioè da fatture false, per poi retrocedere questa mole di denaro ai soggetti beneficiari della frode a un costo minimo di 1,5% dell'importo trasferito. Quindi sostanzialmente abbiamo intercettato circa 556 viaggi di cosiddetti spalloni che portavano grossi quantitativi di denaro contante.